importantissima in chiave salvezza per il Barisardo che affronta il fanalino di coda Quartu 2000. La compagine ogliastrina cerca il bottino pieno sul campo di una squadra che, a dispetto della classifica poco lusinghiera, è tutt'altro che in disarmo. Nell'ultimo turno infatti i quartesi hanno impegnato severamente la vice capolista Arbus, arrendendosi solo per 2-1, mentre in precedenza su questo campo erano stati addirittura in grado di battere una delle grandi corazzate di questo campionato, come il Carloforte, battuto per 1-0 con gol di carta. Il Barisardo dall'altra parte deve cercare di riscattare la sconfitta interna dell'ultimo turno per 1-0 contro il vecchio Borgo Sant'Elia in precedenza. Come ben saprete, era invece arrivata la vittoria per 3-2 contro il Selargius. Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco. Il Quartu 2000 veste una divisa bianco e verde a strisce orizzontali, tenuta invece interamente arancione per gli ospiti del Barisardo. Quartu 2000, dicevamo, 16° in classifica con 10 punti, 3 vittorie, un pareggio, 14 sconfitte. Questo il ruolino di marcia della formazione allenata da Nicola Puddu. 15 gol fatti, 40 subiti. Si tratta del peggior attacco e della peggior difesa del torneo. Il Barisardo invece è 14° con 15 punti, 4 vittorie, 3 pareggi, 11 sconfitte, 22 gol fatti, 35 invece quelli subiti. Attualmente la squadra allenata da Michele Cannas andrebbe a disputare il play-out salvezza, come successe peraltro nella scorsa stagione, quando la squadra quest'oggi in tenuta, come detto, arancione, riuscì a salvarsi a spese della Frassinetti Elmas. Quartu 2000 che, come saprete, ha avuto una stagione abbastanza intensa per quel che riguarda i cambi in panchina. Ci sarà modo di parlare nel corso di questa telecronaca. Ricordiamo anche la terna arbitrale: il direttore di gara, il signor Claudio Pili di Cagliari, che verrà assistito da Alessio Evangelisti e Filippo Noschese di Oristano. Ultimi cenni d'intesa, ultimi controlli anche per quelle che riguarda le reti. Allora noi andiamo a dare lettura delle formazioni. Il Quartu 2000, padrone di casa, si schiera con il numero 1 Andrea Mainas, il numero 2 Francesco Melis, il numero 3 Fabio Musio e il numero 4 Cristian Dessi, uno dei rinforzi del mercato di riparazione. Parleremo anche di questo. Con il numero 5 Alessandro Farci, con il numero 6 Marco Marci, con il numero 7 Andrea Picchiri, con il numero 8 Raffaele Carta, con il numero 9 Jean-Louis Piras, con il numero 10 Mattia De Logo, con il numero 11 Alessio Meloni. Ultimi cenni d'intesa, ultimi controlli al cronometro. Arriva l'ok anche dal primo assistente, ora anche dal secondo. Si attende solamente il fischio d'inizio che arriva in questo momento. Dunque si parte, inizia la sfida tra Quartu 2000 e Barisardo. Dicevamo della formazione del Quartu 2000, che porta in panchina Davide Sizia, Giovanni Salaris, Lorenzo Loci, Giovannino Mammarella. Mentre seguiamo questa azione offensiva, la prima da parte dei quartesi, questo cross della sinistra che si spegne direttamente oltre la linea di fondo. Dicevamo con il numero 15 Giovannino Mammarella, con il numero 16 Daniele Moi, con il numero 17 Luca Isola, con il numero 18 Stefano Zedda, l'allenatore ovviamente è Nicola Puddu. Dall'altra parte il Barisardo, che porta in panchina Daniele De Plano, non al meglio. Si schiera con il numero 1 Riccardo Cozza, con il numero 2 Cristian Ferreli, con il numero 3 Alessandro Piroddi, con il numero 4 Pietro Staffa, con il numero 5 Davide Pistis, con il numero 6 Federico Fanni, con il numero 7 Riccardo Serra, con il numero 8 Andrea Semino, con il numero 9 Jacopo Magari, con il numero 10 Andrea Mameli, con il numero 11 Matteo Arras. A disposizione per il tecnico Michele Cannas ci sono Mattia Mulas, Mirko Mereu, Ludovico Pilia, come detto in precedenza Daniele De Plano con il numero 15, poi ancora Angioni con il 16, Todde con il 17, Andrea Palmas con il numero 18. Il gioco in questo momento è fermo, si riprenderà con una rimessa in gioco con le mani in favore del Quartu 2000. Partita iniziata da circa 1 minuto e 15 secondi. Cristian Dessi lascia l'incombenza della battuta, compagno di squadra con la maglia numero 2, si tratta di Francesco Melis. Il pallone in avanti in direzione di Andrea Picchiri, prova a rientrare, il cross dalla tre quarti deviato, ma ancora il pallone buono per Melis, cerca il cross, il pallone che arriva a destinazione dalle parti di Raffaele Carta, che ha provato la battuta con il sinistro. Il pallone termina oltre la linea di fondo. Buono spunto comunque per il Quartu 2000, che inizia questa partita con piglio abbastanza aggressivo.
Piccola curiosità statistica riguardante questa partita: il quarto 2000 è la squadra che ha ottenuto meno punti di tutti in casa, solo 3, una vittoria e 8 sconfitte, con appena 5 reti realizzate, 18 subite nell'arco di questo campionato di promozione, mentre il Barisardo è squadra che tende a far meglio in trasferta rispetto al campo amico. 8 dei 15 punti conquistati infatti sono stati ottenuti lontano dall'Ogliastra, 2 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte, 11 gol fatti, 19 subiti. Questo il ruolino di marcia. Ancora il quarto 2000 che mantiene il pallino del gioco in questa fase iniziale. Il pallone per Carta, cerca il cross, il pallone non era uscito, si continua a giocare. Il quarto 2000 che preme ancora il pallone in direzione del numero 11 Alessio Meloni, cerca la battuta dalla lunga distanza, il pallone abbondantemente alla sinistra della porta difesa da Riccardo Cozza. Allora ancora 0-0 il punteggio, ma quarto 2000 che sembra aver approcciato bene questa partita. La squadra di casa cerca il controllo del gioco, cerca di proporsi spesso e volentieri in avanti. Vedremo quale sarà l'interpretazione tattica da parte del Barisardo, che ancora non si è visto con insistenza dalle parti di Cozza. Non un granché il rinvio dal fondo, pallone che termina oltre la linea laterale e rimessa in gioco con le mani per il Barisardo. Pallone che è buono sulla sinistra per Matteo Arras, cerca di controllarlo, poi provava a riportarsi verso il centro, il pallone calciato in avanti. C'è, come avrete notato, un vento fortissimo quest'oggi sul campo Sacora di Quartu Sant'Elena, evento che andrà inevitabilmente a condizionare l'andamento di questa partita. Il Barisardo intanto può proporsi in contropiede sempre sul versante di sinistra. Buono lo spunto da parte di Alessandro Piroddi, l'ex giocatore del Tortolì, viene messo giù in maniera irregolare. Ci sarà un calcio di punizione, ci sono, vedete, delle proteste abbastanza veementi da parte di Christian Dessì, giocatore in maglia numero 4 del quarto 2000, che ha qualcosa da dire al direttore di gara Claudio Pili della sezione di Cagliari. Dessì, come detto, è arrivato nel corso del mercato di riparazione alla corte di mister Nicola Puddu, giocatore abituato a vincere. Lo scorso anno ha vinto questo campionato, il campionato di promozione, con la maglia del Samassi. Va a schierarsi la linea difensiva del quarto 2000, abbastanza alta, interamente oltre la linea dei 16 metri. Arriva il fischio arbitrale, la battuta verso il centro, il pallone è buono per Alessandro Piroddi, troppo lungo però. Non sembrava essere arrivata la segnalazione da parte dell'assistente per l'offside, dunque si tratterà di una semplice rimessa dal fondo per l'estremo difensore del quarto 2000, Andrea Mainas. La battuta smorzata dal vento da parte di Mainas, si lotta sul pallone con Alessio Meloni che finisce giù, comandato il calcio di punizione. La battuta lunga di Dessì da rettificare il punto di battuta del calcio di punizione. Dessì che aveva risolto il prestito dal Samassi al Siliqua prima dell'inizio della finestra del mercato di dicembre. Regista con, come detto, alle spalle diversi campionati vinti col progetto Sant'Elia in eccellenza, Ferrini Cagliari, poi come già ricordato il Samassi nella scorsa stagione. Anche Alessio Meloni è arrivato a rinforzare la rosa del quarto 2000 in corso d'opera. Intanto continua a premere la squadra quartese, ora corner da sinistra, a incaricarsi tutti i calci piazzati e Christian Dessì. Salgono i saltatori dalle retrovie, con il numero 5 c'è Alessandro Farci. Non c'è il corner, c'è bensì battuta con le mani. Avevamo visto male in precedenza, non ha faticato a recuperare il pallone la difesa del Barisardo, che ora prova a chiamare in causa Mameli là davanti. Mameli ha provato a proteggere il pallone, riesce a ottenere la rimessa in gioco.
7 minuti quasi il nostro cronometro. 0-0 il punteggio. Ovviamente un saluto a tutti coloro i quali ci stanno seguendo in diretta in questo momento su Directa Sport tramite il servizio diretta esclusiva dal bar Barcollo di Barisardo. Altro calcio di punizione in favore del Barisardo, vedremo se si cercherà ancora lo schema messo in atto in precedenza. Stavolta la battuta è tagliata, l'uscita di Mainas non è un granché, il pallone termina sul fondo. L'ultimo a toccare è stato un giocatore del quarto 2000, allora ci sarà il calcio d'angolo da destra per il Barisardo che ora cerca di farsi vedere. Si porta Staffa per la possibile battuta corta a ridosso della mezzaluna, il pallone tagliato ancora una volta verso il centro, esce oltre la linea laterale senza che nessun giocatore del Barisardo riesca a deviare. Ancora gli arancioni però in possesso del pallone e nella metà campo offensiva. La battuta con le mani verso centro dell'area, Dessì forse con un braccio in maniera comunque involontaria. Per un istante avevano protestato i giocatori del Barisardo. Qui arriva la segnalazione di offside. L'assistente ha atteso che il giocatore del Barisardo andasse a raggiungere il pallone prima di alzare la bandierina, allora si riprenderà con un calcio di punizione per il quarto 2000 che verrà battuto da Andrea Mainas, estremo difensore classe 1993 del quarto 2000. Ovviamente nel corso di questo match vi andremo ad aggiornare anche sugli altri risultati del campionato di promozione regionale Girone A, un altro campo collegato anche su Directa Sport, il big match San Marco a Semini 80 contro Carloforte. Potrete vedere gli highlights a partire da domani sulla nostra pagina Facebook Directa Sport Live TV e anche sul sito ovviamente directasport.it. Qui lotta e riesce a ottenere il pallone il quarto 2000 con Raffaele Carta, largo a sinistra, prova a scambiare con lui Alessio Meloni, ancora Carta, arriva il ripiegamento da parte di Riccardo Serra, rimane sostanzialmente lì. Comunque il quarto 2000 è ancora Dessì sul pallone lungo, provato la spizzata di testa il giocatore del quarto 2000, si trattava in particolare di Piras, giovanissimo, classe 2000, non ha trovato però l'impatto col pallone. Qui con un colpo di tacco Mameli cercava di innescare la fuga di Ferreli. Segnalazione arbitrale per il calcio di punizione ancora in favore del quarto 2000. Decimo di gioco, la partita è vivace anche se non abbiamo ancora avuto delle vere e proprie occasioni da gol. È stato il quarto 2000 a provarci con un po' più di insistenza. Il Barisardo negli ultimi minuti ha alzato comunque il proprio raggio d'azione, ha cercato di portarsi dalle parti di Mainas. La battuta di Dessì respinge senza problemi Serra, si lotta ancora sul pallone, ora un contrasto aereo con Andrea Semino per il Barisardo terminato a terra e arriva puntuale il fischio del direttore di gara per il calcio di punizione che verrà battuto ora da posizione arretrata da Davide Pistis. Lancio lungo molto interessante, Barisardo può agire sulla sinistra. Attenzione allo spunto e poi il pallone verso il centro, sbroglia la matassa per il quarto 2000 Alessandro Farci che mette fuori. Uno spunto interessante. Per la formazione ogliastrina. Prova a farsi vedere qui Matteo Arras per ricevere il pallone corto, si va invece in direzione di Mameli, prova la sponda con il petto imprecisa e allora rimessa
dal fondo ancora per Mainas, tutto questo al 12° del primo tempo sul punteggio di 0-0 qui al campo Sacora di Quartu Sant'Elena, la 19ª giornata del campionato di promozione regionale Girone A. Fa su il pallone Serra, cerca in avanti Mameli che era in posizione però irregolare. Assistente con la bandierina alzata, arriva in ritardo la segnalazione del signor Pili. Calcio di punizione già battuto dal Quartu 2000 che prova a manovrare, non semplice alzare i palloni, come detto, in virtù del forte vento. Crotone 1-0. Andiamo a vedere. Crotone 1-0. Pistis con pazienza dalle retrovie il Barisardo, ora il lancio lungo, ancora una volta impreciso, però allora Quartu 2000 prova a ripartire con Francesco Melis. Ferreli, poi questo campanile usato da Marco Marci, ma il gioco era fermo, allora battuta rasoterra stavolta per Dessì. Attenzione a Meloni, largo a sinistra, controlla il pallone, cerca un compagno con lo sguardo, trova Dessì, si lavora il pallone con il destro, prova ad avanzare, palla al piede, ottimo l'1-2, Dessì in aria, cerca lo spazio per la battuta, viene fermato in maniera provvidenziale dall'intervento di Davide Pistis e vediamo se parte il contropiede del Barisardo, qui con Matteo Arras che fatica a controllare il pallone, viene fermato, sfera calciata in avanti, non ha problemi nel controllo Federico Fanni e poi avanza Pistis, come detto, intervento per lui decisivo qualche istante fa su Dessì che cercava lo spazio per la battuta a rete da sinistra, ha tenuto comunque il pallone col destro. Già sfumata intanto la controffensiva da parte del Barisardo, mentre ci stiamo avvicinando al quarto d'ora del primo tempo. Ora si lotta a ridosso della linea centrale del campo e ancora Dessì sul punto di battuta, il tocco corto verso destra, prova il dribbling Pichidi, ancora Pichidi in possesso del pallone in verticale a cercare Piras, protegge bene il pallone, la battuta di Piras, pallone abbondantemente fuori, comunque non male lo spunto del giovane classe 2000 del Quartu 2000. Cercato la botta a circa 20 metri. Cozza è andato a recuperare il pallone per la battuta dal fondo e noi andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti dagli altri campi del torneo di promozione regionale Girone A. Tra qualche istante saremo in grado di fornirvi i risultati. Tutte le partite sono ancora sul punteggio di 0-0, qui ancora non si è segnato nel Girone A del campionato di promozione. Seguiamo questa manovra del Barisardo, intanto ha cercato il cross da destra con il numero 9 Jacopo Magari, che è anche il miglior realizzatore stagionale del Barisardo assieme a Pietro Staffa, 4 reti messe a segno. Ancora il Barisardo a proporre questo cross interessante, sarà il Quartu 2000 a usufruire del calcio di punizione.
è andato a spingere Ferreli, se non abbiamo visto male, in precedenza. Vedete quanto Mainas stia faticando per riuscire a tenere fermo il pallone prima della battuta lunga che arriva in questo momento. Cerca l'intervento di testa Pirodi, anticipato però. Situazione un po' intricata qui per il Barisardo, che infatti perde il pallone. Attenzione a Piras, per via centrali c'è Carta, avanza Carta, prova la battuta, pallone molto alto, ma ancora il quarto 2000 a proporsi, a cercare la via del gol. Forse un po' più brillante fino a questo momento la squadra di casa. Il rilancio di Cozza, che lui è portiere molto giovane, anche lui del 2000. Melis ha rimesso in gioco con le mani, qui un po' a memoria Carta, c'è spazio però per Meloni che cerca lo spunto in velocità. Meloni si allunga troppo il pallone, non c'è il fallo ai suoi danni secondo il direttore di gara, allora il Barisardo può avanzare. Non riesce a mettere giù il pallone magari. Dai, è meglio. Anche Alessio Meloni ha conosciuto l'eccellenza con la maglia del Samassi. L'anno scorso tornato in biancoceleste per vincere il campionato di promozione dopo diverse stagioni con il Siliqua, il Serramanna, tra l'altro in questo caso un'altra vittoria nel campionato di promozione. Vestito anche la maglia della Montepone Iglesias, toccando peraltro in diversi tornei a doppia cifra a livello di realizzazioni personali. Sta per scoccare il 20°. Qui a Quartu Sant'Elena il Barisardo ancora in una situazione di calcio da fermo, può provare a rendersi insidioso in due sul punto di battuta, a tener fermo il pallone. C'è Pietro Staffa a calciare invece magari con il numero 9, tutto da ripetere però. La battuta di Magari, dall'altra parte provava a inserirsi Alessandro Pirodi in uno schema che abbiamo già visto. De Si mette giù il pallone, sbaglia però il tocco verso destra in direzione di Melis. Allora attenzione al Barisardo, prova a girarsi con il numero 10, ci ha tentato quantomeno Mameli, finito giù a reclamare un calcio di punizione che non è arrivato. E attenzione perché il giocatore del Barisardo resta a terra, lamenta una gomitata. A Christian De Si. Si rialza senza problemi il giocatore del Barisardo, che è andato poi a chiarirsi con lo stesso De Si. Lo stesso signor Pili non ha avuto alcunché da ravvisare. Colpo di testa cercato da Andrea Semino,
Dessì in avanti, o meglio in orizzontale, senza trovare compagni di squadra. Allora, Cristian Ferreli, il colpo di testa qui di Mattia De Logu. Riparte il Barisardo da Pistis, lungo in avanti a cercare la fuga di Piroddi. Pallone sospinto anche dal vento, termina oltre la linea di fondo, irraggiungibile per l'ex giocatore del Tortolì. Le indicazioni in panchina da parte di mister Michele Cannas. La battuta di Mainas, di testa Dessì. Qui attenzione ancora al Barisardo, magari bene per Semino, attenzione a Semino, riesce a crossare verso il centro, il pallone era uscito, però c'era stato in ogni caso l'intervento in presa da parte di Mainas. È ripartito il quarto 2000. Buono lo stop da parte di Meloni, subito fermato però allora il Barisardo agisce con staffa. Chiamato in causa Ferreli, il lancio lungo di Ferreli a cercare magari troppo lungo, il pallone calciato con il destro e ancora Mainas con la rimessa dal fondo. Reti bianche, noi ricordiamo che c'è tanto nel nostro palinsesto nel weekend di Directa Sport. Il nostro weekend è iniziato nel pomeriggio di ieri alle 15, basket femminile di Serie A2, Virtus Cagliari contro Savona, poi alle 18 San Salvatore Selagius contro Velkofin Vicenza, sempre per il basket di A2 femminile. Poi appuntamento importante con il futsal, sempre ieri pomeriggio alle 16, sfida tra Città di Sesto e Olympus Roma, che potete ovviamente rivedere sempre sui nostri schermi. Poi oggi tantissimo calcio, diversi campi collegati, vi abbiamo già parlato di San Marco Carloforte, sempre per il girone A del campionato di promozione, ma c'è dell'altro, c'è il calcio di eccellenza, la sfida importantissima in chiave playoff tra Samassi e Torres, partita che ci sta raccontando il nostro Mauro Garau, e poi ancora il calcio a 5 di Serie A femminile con il futsal Football Cagliari, ancora una volta impegnato in casa la squadra di Diego Podda, che sta andando bene, reduce dalla netta affermazione sul Grisignano in un'altra partita che vi abbiamo raccontato. Poi anche il calcio di Serie D da non dimenticare, infatti da domani proporremo gli highlights del match tra Lanusei e Monterosi. La quarta serie del calcio nazionale, ma è un'abitudine sugli schermi di Directa Sport. Tutti gli eventi ovviamente da noi raccontati li potete rivedere su directasport.it. Siamo arrivati al 26esimo della prima frazione. Ferreli, qui voleva innescare Arras, è andato a commettere però il fallo, da ripetere il calcio di punizione per il quarto 2000. Partita non particolarmente spettacolare fino a questo momento, qualche folata offensiva da una parte e dall'altra.
occasioni nitide, vere e proprie, non ce ne sono state. E i ritmi continuano, come vedete, ad essere abbastanza blandi. Avanza il quarto 2000 prima della battuta lunga da parte di Mainas. Ora controlla e cede all'indietro Serra. Fanni magari si era spostato largo a destra per ricevere questo pallone, ne è arrivato però a destinazione. Allora per il quarto 2000 c'è Pichiri. Si sviluppa sulla destra la manovra dei padroni di casa con Melis che ha provato ad avanzare ed è stato fermato dall'intervento di Piroddi. Ancora un contrasto falloso con la concessione di un calcio di punizione per il quarto 2000. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora. 0-0 il punteggio. Al campo Sakora di Quartu Sant'Elena. Attenzione a Pichiri, controlla il pallone, cross verso il centro, il colpo di testa a liberare da parte di Pistis. Ancora Pichiri, affrontato da Magari, cerca lo spunto. Pichiri, l'ultimo a toccare è stato lui. Allora rimessa dal fondo per Cozza, respira il Barisardo. E noi facciamo un altro viaggio tra i campi del Girone A del campionato di promozione regionale per vedere come stanno andando le altre partite. Aggiornamenti che arriveranno tra qualche istante. Intanto seguiamo la battuta di Nessi, da dimenticare. Pallone ciabattato con il destro. E arriva qualche aggiornamento con il Carbonia che è in vantaggio per una rete a 0 sul Siliqua e anche il Sant'Elena che conduce sul campo della Palma Monteurpino. Risultato interessante questo. Tutte sullo 0-0 le altre partite, ne ricordiamo, Arborea Arbus, che questa partita davvero di grande interesse, ricca di spunti. Arborea può essere considerata la sorpresa di questo girone A del campionato di promozione, sta arrivando ormai alle soglie della zona playoff a suon di grandi risultati. Quello che ha destato maggior sensazione è stato senz'altro la vittoria per ben 3-0 sul campo del Carloforte che poi ha dovuto cambiare allenatore. È arrivato l'esonero di Comparetti e il ritorno di Pasquale Lazzaro dopo un tentativo dato a vuoto con Graziano Mannu, ex tecnico di Carbonia e Castiadas. Va a subire il fallo anche con esperienza Davide Pistis. Dicevamo in altre partite Arborea Arbus, Gonnos Fanadiga Andromeda, reti bianche, poi ancora Idolo Seulo, San Marco Assemini Carloforte, Selargius Vecchio Borgo Sant'Elia. Dessi, attenzione al pallone in verticale per Meloni. Meloni cerca la battuta in porta e il pallone che termina sull'esterno della rete. Questa azione ha fatto preoccupare Cozza, portiere del Barisardo. Questa è un po', se vogliamo, la prima vera occasione della partita.
È il 32esimo intanto. Battuta di Pistis, largo a destra magari, posizione irregolare, gioco già fermo. Ma ricordiamo che qualche istante fa il quarto 2000 è andato non lontano nel gol del vantaggio con Alessio Meloni. Ottimo lo stop qui da parte di Piras, ancora Meloni a creare grattacapi là sulla sinistra. Meloni protegge il pallone, attaccato da due avversari ora, ha cercato il dribbling, l'ultimo a toccare è stato Serra. Rimessa in gioco con le mani per il quarto 2000. Dessì per Meloni, lo stop con il petto e poi ancora Dessì. Buono lo spunto, in ritardo l'intervento di Riccardo Serra che va a toccare Dessì sul piede d'appoggio. Calcio di punizione da posizione interessante stavolta per il quarto 2000. Il 33esimo del primo tempo. Continua ad affacciarsi dalle parti di Cozza la squadra guidata in panchina da Nicola Puddu. Meloni sistema il pallone, poi ovviamente lascerà l'incombenza della battuta a Christian Dessì che studia la posizione dei compagni all'interno dei 16 metri. Tutti i migliori saltatori del quarto 2000 all'interno dell'area di rigore, solamente in 3 a presidiare invece le retrovie. Arrivano le indicazioni anche a mister Cannas in panchina, particolarmente preoccupato. La battuta di Dessì va a cercare direttamente la porta, voleva sorprendere Cozza sul primo palo, trova all'esterno della rete, mani tra i capelli per Dessì. I compagni avrebbero preferito probabilmente un cross verso il centro dell'area. Ha comunque la licenza di provarci con l'ottimo destro di cui dispone Christian Dessì. Cozza deve mettere tanta energia nel pallone per cercare di sconfiggere la resistenza del vento. Il pallone che arriva là davanti, messo fuori, ci arriva Arras, vuole allargare ancora sulla destra per Serra. Anche qui un errore di misura, un errore di precisione nella manovra del Barisardo. Barisardo, come detto, la seconda stagione consecutiva, campionato di promozione. Lo scorso anno è arrivata la salvezza ai play-out contro Frassinetti Elmas. L'anno scorso guidata in panchina da Virgilio Perra, quest'anno invece tecnico del Tortolì nel campionato di Serie D. Lo scorso anno il Barisardo era stato letteralmente trascinato dalle reti di Samuele Curreli. Invece in questa stagione ha dapprima sposato la causa del Carloforte, poi è spostato in quel di Iglesias. Intanto la battuta dai 20 metri cercata con il sinistro da Matteo Arras, nessun problema per Mainas, blocca il pallone. Tutto questo al 36esimo, ormai inoltrato questo primo tempo. Qui il duello tra Pistis e Piras, un po' troppa energia nell'intervento del centrale difensivo del Barisardo. Allora il quarto 2000, manovra con Dessì, sparacchia malamente questo pallone di prima intenzione con il destro. Ha cercato di aprire, di dare un po' di ampiezza al gioco del quarto 2000 senza però riuscire a trovare compagni. Sembra esserci un cambio, anzi no, per il quarto 2000 c'è un giocatore con dei problemi in panchina, si tratta di Francesco Melis.
Attenzione ancora al quarto 2000, mentre osservavamo anche le condizioni di Melis a ridosso della panchina. Meloni ha delle evidenti difficoltà nel controllo di questo pallone. Arriva la contestata segnalazione dell'assistente, il pallone era uscito sul tentativo di affondo da parte di Alessio Meloni. C'era un pallone calciato in avanti, altissimo, ad allontanare la minaccia. Abbiamo parlato in apertura di questa telecronaca di tanti cambi in panchina del quarto 2000, sono stati ben 4. La stagione era iniziata con Maurizio Rinino, sollevato dall'incarico dopo la prima giornata per far spazio proprio a Nicola Puddu. Intanto proteste per un calcio di punizione che arriva in favore del Barisardo. Dicevamo, prima parentesi di Nicola Puddu sulla panchina del quarto 2000, per lui però una vittoria nelle successive 10 giornate, mentre riparte il Barisardo dal giro palla arretrato e poi il solito lancio lungo in avanti, troppo lungo anche in questo caso. Una vittoria, abbiamo detto, 10 giornate per Nicola Puddu. Allora il presidente Sebastiano Ledda e il suo vice Donato Allegrini erano intervenuti con un avvicendamento di ruoli, assegnando la guida della prima squadra al direttore tecnico Paolo Meloni, lasciando Puddu all'interno dei quadri tecnici. Dopo 5 partite e soli 4 punti conquistati, l'ex allenatore del Sant'Elena ha deciso di lasciare, non trovando più compatibilità, peraltro anche con gli impegni di lavoro. Allora la squadra quartese ha riaffidato la panchina a Nicola Puddu. Questo il quadro casa quarto 2000 per quanto riguarda gli avvicendamenti in panchina. Ben 4, come detto. Intanto seguiamo questo calcio di punizione per il Barisardo, la battuta direttamente in porta e Mainas con sicurezza blocca il pallone. Battuta molto forte, non particolarmente angolata, e c'è anche il vento con cui fare i conti, dunque bravo Mainas in questa circostanza. Barisardo ancora in possesso del pallone. La battuta in precedenza era stata del numero 4 Pietro Staffa. Questa è l'occasione più interessante per il Barisardo in questa partita. Intanto concesso il vantaggio, allora attenzione al quarto 2000, Meloni come sempre largo a sinistra, può avanzare in area Meloni, il pallone poi per Carta, cerca il tiro, anzi si trattava di Pichiri e non di Carta, pallone calciato a giro, termina fuori. Intanto c'è a terra proprio Raffaele Carta per il quarto 2000. Lamenta il dolore alla caviglia sinistra, era stato evidente il fallo ai suoi danni. In precedenza il signor Claudio Pili ha optato per la regola del vantaggio. Il quarto 2000 ci ha provato anche in questo caso con Pichiri, conclusione con il destro, palla fuori e Cozza a calciare in avanti. Ripetiamo la sensazione, insomma, fino a questo momento più quarto 2000 che Barisardo, ma la partita è sostanzialmente equilibrata, 0-0 il punteggio. È 41esimo minuto sul nostro cronometro. De Sia a inseguire questo pallone, deve girare su se stesso, sulla pressione di Arras. Trova uno sbocco in direzione di Carta, ha ripreso il gioco senza problemi. Il pallone rimbalza sulla schiena di Serra, rimessa in gioco con le mani per Fabio Musio. Ancora Arras a lottare su questo pallone.
se ce l'ha mai? La battuta di Pistis lunga per Mameli, che provava a controllare. Interessante l'inserimento di Mameli, tanto l'ottimo anticipo di Ferreri che però controlla male. Allora si lotta su questo pallone con Arras, poggia all'indietro per Staffa, un po' rischioso questo pallone ma Pistis ci mette tanto del suo, viene fuori anche con eleganza. Poi Mameli, il tocco sulla gamba probabilmente al momento del controllo, nulla da ravvisare secondo il signor Pili, si continua a giocare. Qui si dispera, Piroddi ha già ripreso il gioco, Dessì scarica, poi lamenta un fallo che non è arrivato. Carta protegge il pallone, subisce una carica irregolare, altro calcio di punizione, ancora gioco molto spezzettato qui al campo Sakora di Quartu Sant'Elena. Meloni per l'inserimento interessante di Musio, attenzione ancora a Musio, e Pistis ci mette una pezza, sta tenendo davvero bene la difesa del Barisardo, giocatore in maglia numero 5. Pallone che qui non era terminato fuori sul tentativo di controllo di Meloni e poi spazzato senza tanti complimenti dai giocatori del Barisardo. Tra qualche istante vedremo anche quella che sarà l'entità del recupero. Attenzione intanto al quarto 2000, Cozza ha messo fuori la battuta tentata qui 2 volte dal numero 10 Mattia De Logu, nessun problema per l'estremo difensore del Barisardo. Il pallone ha danzato all'interno dei 16 metri in maniera pericolosa per la squadra maglia arancione, che ora manda all'inseguimento di questo pallone Mameli. Non sempre è facile attaccare in favore di vento perché i palloni si allungano notevolmente. Il Barisardo si affida tanto, si è affidato tanto nel corso di questa prima frazione, i lanci lunghi dalle retrovie per scavalcare il centrocampo del quarto 2000. Qualche azione interessante comunque è arrivata, anche se ai punti, come si dice nel pugilato, probabilmente il quarto 2000 ha fatto qualcosa in più. Intanto è buono il controllo di Meloni, pallone sul destro, Meloni prova a calciare, palla alta, ma ancora uno spunto per il numero 11 bianco-verde. È pregevole soprattutto il controllo su un fondo non semplice, quello in terra battuta del campo Sakora di Quartu Sant'Elena. In precedenza vi avevamo parlato dei problemi di Francesco Melis, che però ha ripreso posto in campo senza problemi. Di testa Piras, cerca l'intervento anche De Logu. Poi proprio Melis, calciare direttamente oltre la linea laterale. Scade in questo momento il recupero, 1 minuto era stato concesso dal signor Claudio Pili di Cagliari. Dopo i primi 45 minuti di gioco, quarto 2000 e Barisardo sono ancora sul punteggio di 0-0. Noi dal campo Sakora ci prendiamo una pausa, qualche spot pubblicitario, poi tra 15 minuti saremo ancora in diretta pronti a offrirvi le immagini del secondo tempo. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport.
Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Squadre in campo per l'inizio del secondo tempo. Al campo Sakura di Quartu Sant'Elena si riparte dal punteggio di 0-0 tra Quartu 2000 e Barisardo nella 19ª giornata del campionato di promozione regionale Girone A. Partita molto importante in chiave salvezza per entrambe le formazioni. Abbiamo detto Quartu 2000 ultimo in classifica, Barisardo invece in 14ª posizione. Partita che è riniziata con gli stessi 22 effettivi che avevano terminato il primo tempo. E subito Dessì a battere questo calcio di punizione lungo. Ha già recuperato il Barisardo con Staffa. Ancora un calcione in avanti a cercare Magari. Magari però magari. Che brutto. Magari però. C'è un batti e ribatti con Staffa in verticale, Mameli all'inseguimento di questo pallone, un po' preoccupato in questo caso per il Quartu 2000. Marco Marci mette il pallone oltre la linea laterale. Si è sbloccato intanto un altro risultato, forse quello più atteso nel girone A del campionato di promozione. La San Marco è avanti sul Carloforte per una rete a 0. Intanto bel contrasto, il pallone conquistato ma solo per un attimo per il Barisardo da Federico Fanni. Si rimane comunque lì, il cross verso Mameli, mette fuori di testa il Quartu 2000, la battuta sbilenca in questo caso di Andrea Semino, pallone oltre la linea laterale. In precedenza Mameli aveva lamentato una trattenuta ai suoi danni, era terminato anche a terra, le sue rimostranze sono state però ignorate dal direttore di gara. Attenzione ancora a Meloni, sicuramente più brillante tra i giocatori offensivi del Quartu 2000 questo pomeriggio, viene messo giù in maniera irregolare. E allora avanzano i biancoverdi. Il solito Dessì a incaricarsi dei calci piazzati, ha sistemato il pallone, attende ora l'arrivo dei saltatori, in particolare osservati speciali Picchili e Farci. Attenzione anche a Musio, può inserirsi. Arriva ora la battuta di Dessil, pallone fuori. È traiettoria che ha messo comunque un attimo in apprensione Cozza. Ora il Quartu 2000 che attacca in favore di Vento. La traiettoria del pallone calciato da Dessì è stata anche un po' accelerata. Cozza
colpo di testa, Dessì in avanti, non ci sono però compagni di squadra pronti a raggiungere questo pallone. Cozza sulla timida pressione di Pichili, raccoglie il pallone con le mani. Pareggio che fino a questo momento sarebbe senz'altro più comodo al Barisardo. Barisardo che nel prossimo turno riceverà sul proprio campo la sorpresa arborea. Quartu 2000 sarà invece di scena sul campo del vecchio Borgo Sant'Elia. Attenzione a questa manovra d'attacco da parte degli ogliastrini. Il pallone era diretto verso il centro dell'area, è stato intercettato, però allora Dessì ancora a innescare la velocità di Meloni. Ancora Meloni protegge il pallone, cerca lo spazio per il tiro, appoggia all'indietro, Dessì, il pallone salvato miracolosamente ancora una volta, se non abbiamo visto male, da Pistis per il Barisardo. Occasionissima per il Quartu 2000 al quinto minuto del secondo tempo. Che brivido per Cozza in apertura di ripresa, e ancora Meloni, una sfida nel fianco per il Barisardo, là sulla sinistra. Molto difficile da contenere la sua velocità, la sua abilità anche nel dribbling. Corner da destra per il Quartu 2000. Pallone calciato molto male, raso terra, Mameli ha messo fuori. Poi il pallone riproposto da De Logu qui per il Quartu 2000. La sfera forse deviata da Cozza anche, è così perché c'è il corner. È andata a scheggiare il palo addirittura. Allora Dessì, ancora una traiettoria tagliata, il pallone viene raccolto da Semino e poi calciato in avanti. Quartu 2000 sta accelerando ancora di più. Stavolta il Barisardo riesce però a respirare. Fanni a rimettere in gioco con le mani. Staffa ha provato a intervenire. Ottimo il lavoro di Pichili per Meloni, ancora l'1 contro 1 qui in Cespica, però Meloni aveva a disposizione sostanzialmente un 1 contro 1 prima di presentarsi davanti a Cozza. Vedremo se mister Cannas in panchina provvederà a una sostituzione, a qualche adeguamento tattico, perché ripetiamo, Meloni sta facendo soffrire tanto la formazione bariese in questo avvio di secondo tempo. Siamo al settimo, il punteggio è di 0-0. Qualche minuto fa davvero il Quartu 2000 ha sfiorato il vantaggio. Battuta lunga di Cozza, Piroddi riesce a girarsi bene, attenzione a Piroddi, si gira, ancora il dribbling, messo giù, calcio di punizione, guadagnato in maniera molto abile dal giocatore del Barisardo. Arriva dall'esperienza vincente col Tortolì, originario di Ierzu, per via dei vari impegni non ha potuto partecipare al campionato di Serie D assieme agli ex compagni di squadra. Allora ha deciso di sposare il progetto Barisardo. Qui prova a rientrare sul destro, attenzione a Piroddi, sposta il pallone ancora sul sinistro, Piroddi messo giù, anzi cade da solo secondo il direttore di gara. Chiedono addirittura l'ammonizione per simulazione i giocatori del Quartu 2000, mentre Piroddi guardava l'arbitro. Attenzione ancora a Meloni che è in posizione di offside, ha guardato fino all'ultimo in direzione dell'assistente. Meloni ha chiesto a gran voce
l'assistente di segnalare un maggior anticipo in questi casi. Così non vola. Cozza non benissimo. Batti e ribatti con Ferreli. De Sì cerca di arpionare questo pallone, avanza palla al piede, cerca lo scambio, il ripiegamento vincente da parte di Staffa. Nel quarto 2000 avanza ancora con Piras, attaccato da Serra. Rimessa in gioco per la compagine ogliastrina al ormai quasi 10° minuto del secondo tempo. Bisogna di fare qualcosa in più il Barisardo per provare a impensierire Mainas. Ci prova qui Mameli, ma il suo intervento ai danni di Alessandro Farci viene giudicato irregolare. Allora il gioco è già ripreso. Marci, pallone morbido a cercare De Sì. Ancora un lancio lungo, qui Marci ha controllato con un braccio, allora il calcio di punizione è stato già battuto, c'è spazio sulla sinistra per Pirodi all'interno dell'area, il pallone sul destro, Pirodi si sposta ancora sulla sinistra, prova a calciare, il pallone ribattuto da Delogu in ripiegamento difensivo, calcio d'angolo da sinistra per il Barisardo e arriva finalmente uno spunto degli ospiti con Pirodi, in questo caso dribbling contro dribbling. Poi ha provato la battuta a rete con il sinistro, pallone respinto, avanza ora la compagine di Michele Cannas, pallone messo fuori da De Sì. Meloni alza questo campanile, ottimo il lavoro di Fanni in questo caso, prova a mettere giù Arras, spinto alle spalle, calcio di punizione per il Barisardo tra le proteste dei giocatori del quarto 2000. Vuole incaricarsi della battuta il capitano Barisardo Pistis, baluardo difensivo vero prezioso quest'oggi. Qui l'uscita sbagliata di Mainas, Mameli poteva calciare a porta sguarnita, c'è stata la carica sul portiere, c'è anche l'ammonizione per Mameli. Vedete le proteste incessanti, dice addirittura ma quando mai Mameli, che viene allontanato ora dal capitano Pistis, che teme addirittura un provvedimento di espulsione ai danni del compagno di squadra. A questo punto prosegue il dialogo molto acceso, come potrete notare, tra il numero 5 Bariese e il signor Pili di Cagliari, che ora va a chiarirsi anche con Mameli. Situazione allora controversa all'11°, qualche istante fa Mameli ha provato a intervenire, è andato però a commettere una carica ai danni di Mainas. Secondo il direttore di gare sfumata una potenziale occasionissima per il Barisardo, perché a quel punto Mameli avrebbe potuto calciare praticamente a porta vuota. Mainas, scampato il pericolo, va a battere di testa Fanni. Melis, anzi si trattava con il numero 3 di Musio, ha intercettato Staffa, interessante il pallone in verticale per Mameli che controlla e allarga sul settore di destra. Il pallone voleva essere qui ribaltato dal giocatore del Barisardo, viene intercettato, De Sì a contrasto fa valere il fisico e poi Meloni, che ora si è spostato sulla destra, si lancia all'inseguimento di questo pallone. Il problema che è stato del Barisardo nel corso del primo tempo, ora è del quarto 2000, cioè i palloni cui traiettoria viene allungata dal vento.
siamo giocati. Tu giochi qua. Qui De Si lamenta un po' troppa calma. Così entro gratis. Così entro gratis. La gara è più differente del gratis. L'Olbia. L'Olbia ci sta. Ma Federico. È brutto anche Federico. Mi sono ordinato in nera. No. Cioè, ma aspetta, sono belle e professionali. Qualche volta Callo. Grande Delo! Grande Delo! La battuta del calcio di punizione da parte di Melis, qui spinto Pistis. Abbiamo fatto una riconnessione, provatela adesso. Chiudi OBS via. Già fatta. La faccio, continua. Vai. Dovremmo aver risolto qualche problema con l'audio, la partita prosegue. Melis in avanti a cercare Meloni, mette giù il pallone, attaccato in maniera regolare da Ferreli. Piroddi a cercare Mameli che poi si lancia all'inseguimento del pallone, cerca di metterlo giù, non in maniera felice, poi il contrasto, il pallone buono per De Si, entra in aria De Si, il pallone sul destro, il grande intervento da parte di Cozza, ma poi la sfera resta lì, De Si la ribadisce in rete, il quarto 2000 in vantaggio al 18° del secondo tempo, la firma è di Christian De Si e dunque capitalizzata l'amore di gioco prodotto dalla formazione quartese sia nel corso del primo tempo che anche in questo avvio di seconda frazione. De Si in gol per l'1-0 biancoverde, quando siamo quasi alla metà del secondo tempo. Ora il Barissardo dovrà, gioco forza, cercare di essere più intraprendente di quanto non abbia fatto fino a questo momento.
E si riparte allora. Vedremo come cambierà dal punto di vista tattico la partita. Avanza Pistis, palla al piede. Cosa? La chiuso di aperto. Poi ci vuole il 4 che tira in porta. Ci vuole il 4 che tira in porta, guarda, ora lancia già. Poi ci tira in porta. Non l'ha capito neanche lui. No, non l'ha capito neanche lui. No, un po' sbagliato. No, guarda, sta ancora zoppicando. Dovrebbe mettere a Dani, a cosa? A Luca. Al centrocampo ci fa un cazzo. E poi non posso vedere. Vedi scusa l'auto. Va. Cambio per il quarto 2000, esce Piras. Andremo a darvi conto del nuovo entrato quanto prima. Pallone messo fuori di testa da Pistis. Mameli sovrastato in questo caso da Musio. Battuta dello stesso numero 3, bianco-verde, palla oltre il fondo. Sì, a cercare Meloni che può provare a girarsi il pallone che danza a poca distanza dalla linea di porta. Niente ancora? Come si può scappare? Sono venuti fuori, ha detto che non mi sta là. Sono dei che metti per me un po' bravo Marco, bravo Delo, bravo Bimbo, Grande Delo!
Ma scemo, il 3. Là, che cazzo sei? Cazzo mettete a me? No, non toccare. Cazzo. Palla agli altri. C'è! Così intrasportabile. Quello sì. Quello non lo so. Ora no. Dai che dobbiamo trasportare. L'acqua. Tranquillo, ragazzi. Perché grande! Si passa al 4. Vuole la doppietta. Con l'O piano. Vuole la doppietta. L'otto. Minchia se l'otto. Oh, tutti hanno quella cosa del numero. Patara. Va là. Anche la seconda. Ma va, Perché niente c'è stato? Mica bella per numeri finissi con il cognome. Mica tira una mina, me lo sento, lo buca. Lo tira sul secondo, cioè sul primo. No, dico lo piano. Tira sul primo. Mica. Lo tira, fidati tu, ma lo tira sul secondo. Aspetta, il secondo. Lo tira il primo. Boom, baby. Vai! Dai, oh. Mica morto. Io lo tiro. Chi? Ma qua, è morto. Ora ti metto bene, ragazzi, se no va a sbagliare. Ma non riesce a camminare. A te. Tranquilla. Morto, veloce. Veloce. Che casale. Sono bravi. Grande! Di netto, un pazzo. C'è! Un pazzo. Prima giocava Sì, è questo per esempio. a spendere un'eccellenza. Do una Benevento. L'ho detto io. Che si vede? Viola. San. Un pazzo. Non ancora del... No, due. Vai. Io l'avevo giocato con Ma finisce 1-0, scommetti. cosa gioco? Non più gol. Non ha fatto il gol. 1 più gol. Gol. 1 più gol. Che sembra anche loro. Devi c'è al minimo 2-1. Non è finito 2-1, 3-1. La spalla. Tu sei sciamo. C'è lancia se stai zitto. Fallo alzare! È la paccatella. Oh, l'hai visto là? No. Tira. Ci sta. L'intervento in anticipo buono da parte di Farci per il quarto 2000
Dessì messo giù, anzi non si tratta di Dessì. Per il quarto 2000 in ogni caso la squadra biancoverde avrà a disposizione un calcio di punizione nella zona centrale del campo, in vantaggio per 1-0. Il quarto 2000 qui prova la battuta al volo, Carta, senza riuscire però a impattare meglio il pallone. Cozza ha recuperato per il Barisardo. Carta mette giù, ha cercato di intervenire Isola per il quarto 2000, ora viene comandato il calcio di punizione per ancora il quarto 2000, che sembra abbastanza padrone del campo a questo punto della partita, in vantaggio per 1-0, comunque non appagata. La squadra di Pudu sta cercando di proporsi ancora in avanti. Qui si prova la battuta in porta, non perfetto l'intervento da parte di Cozza, addirittura la traversa a salvare il Barisardo, e poi sulla linea di porta alza con la testa Pistis, nuovamente provvidenziale per scongiurare la capitolazione del Barisardo, che rimane in partita ma che continua a soffrire davvero tanto contro un quarto 2000 che si sta esprimendo molto molto bene. C'è da attendere prima della battuta del corner da parte di Christian Dessì. Arriva ora la battuta pallone toccato, e allora nuovo calcio d'angolo da sinistra. Abbiamo oltrepassato la mezz'ora del secondo tempo. Ancora Dessì a battere questo corner, ora smanaccia Cozza. E ci sarà corner da destra. Ripetiamo quanto ho detto in precedenza, il quarto 2000 tutt'altro che pago del vantaggio realizzato proprio da Christian Dessì, continua in questa fase di pressione. Vuole chiuderla la squadra di Pudu, qui il pallone non impattato sul calcio d'angolo da destra, termina oltre la linea di fondo e respira ancora il Barisardo dopo un altro rischio corso. Cozza non benissimo, allora può intervenire Picchili che cerca la battuta, forse un po' azzardata in questo caso. Arriva un altro cambio. L'uscita di De Lugu per il quarto 2000, l'ingresso in campo con il numero 14 del classe 99, Lorenzo Locci.
Barisardo prova a distendersi, ora Semino aveva cercato un compagno. Il rilancio lungo da parte di Mainas, cercare Meloni, non può intervenire, allora Pistis lascia scorrere verso Cozza. Non vale se batte così fa. Secondo me i fisica Mette giù Piroddi, prova a girarsi, ora contro due rischia di perdere il pallone. Ferreli. Bene, qui Locci che sbroglia la matassa e Picchili può intervenire anche se non ci crede abbastanza. Cozza direttamente dalle parti di Carta, che è l'ultimo a toccare, allora rimessa in gioco con le mani per il Barisardo. 10 minuti più recupero al termine. Questa partita che vede avanti il Quartu 2000 per effetto del gol realizzato al 18° da Christian Dessì, 18° ovviamente del secondo tempo. Si può distendere ancora il Barisardo, Piroddi evita l'intervento di Meloni e poi appoggia all'indietro. Si va in avanti a cercare Ferreli che però non può intervenire. Colpo di testa di Fanni, non perfetto. Non può correggere Arras. Dessì in verticale verso Meloni che riesce a intervenire sul pallone dopo il buco da parte di Pistis, uno dei rari errori della sua partita. Dessì con le mani mette fuori Pistis, altro colpo di testa, Picchili addomestica il pallone col sinistro, calcia il pallone fuori, non di tantissimo. Provato a intervenire per il Barisardo con il numero 17 Todde. È arrivato il fischio del signor Pili a comandare il calcio di punizione per formazione bariese che avanza. Si è alzato anche Pistis. Ormai c'è ben poco da perdere per il Barisardo che deve assolutamente cercare di riprendere questa partita. Intervento in ripiegamento da parte di Isola a spezzare la manovra del Barisardo. Si mette giù e poi calcia lungo in avanti. Arriva Cozza. Il tempo inizia a stringere per il Barisardo. 7 più recupero. La sconfitta sarebbe davvero grave per la compagine Ogliastrina con l'intervento regolare da parte di Pistis che mette
oltre la linea di fondo. Meloni lamentava un intervento in gioco pericoloso, non viene accontentato però dalla terna. Avrà comunque il quarto 2000 a disposizione il calcio d'angolo da destra. Andrà a battere con tutta calma Christian Dessì. Dopo il gol dell'1-0, quarto 2000 si è visto sempre con maggiore insistenza rispetto al Barisardo, che poche volte ha messo in apprensione Mainas. Qui la battuta cercata da Marco Marci dopo l'intervento in uscita non perfetto da parte di Cozza. Quarto 2000 non solo tiene lontani i guai, ma ancora una volta può proporsi all'interno dei 16 metri per provare a chiudere la partita. Sempre Dessì a incaricarsi del calcio d'angolo, stavolta il pallone termina direttamente oltre il fondo, mentre andiamo con gli aggiornamenti dagli altri campi. Vantaggio Arbus sull'Arborea, 2-0 per il Carbonia sul Siliqua, 0-0 tra Gonos Fanadiga e Andromeda. Sta vincendo per 3-0 invece il Seulo sul campo dell'Idolo. Resiste il vantaggio del Sant'Elena sulla Palma Monteurpino per 1-0. San Marco ancora avanti sul Carloforte, sempre per 1-0, e vantaggio del Vecchio Borgo Sant'Elia sul Selargius, sempre di misura, 1-0. Con questa classifica si complicherebbe ovviamente la posizione del Barisardo, stante anche il vantaggio del Vecchio Borgo Sant'Elia. Ma perché gli fa fare l'azione per fischio? Dà fastidio. Da rettificare la battuta il punto di battuta del calcio di punizione da parte di Pistis. Lancio lungo con il destro, abbiamo detto Barisardo non ha assolutamente nulla da perdere, allora Ferreri ha avanzato la propria posizione. Lo stesso ha fatto Piro, di atteggiamento sicuramente molto meno prudente rispetto a quello che abbiamo visto per larghi tratti di questa partita. Staffa a posizionare il pallone e ad attendere l'arrivo dei compagni. Finta la battuta, c'è Dessì vicino al pallone, battuta morbida scelta da Staffa, ora il contrasto giudicato regolare, ancora Staffa a intervenire per il Barisardo. Vostro il fallo, Arriva il cartellino giallo qui ai danni di Riccardo Serra, colpevole di questo intervento irregolare. 3 minuti più recupero al termine. Mainas a battere il calcio di punizione per il quarto 2000. Mola Lore, mola. Molla tu, pensa a giocare Lore. Dessì a tagliare il campo, posizione irregolare però. Ora può ripartire il forcing del Barisardo, la battuta a rasoterra, in questo caso scelta da Pistis. Poi in verticale, qui c'è il contrasto, attenzione alla scelta da parte dell'arbitro. Calcio di punizione per il Barisardo dal limite e cartellino giallo per il capitano del quarto 2000 Marco Marci. La velocità di Todde a mettere in difficoltà la linea difensiva quartese. E questa è una preziosissima chance allora per la formazione bariese a 2 minuti dal termine, più recupero. Staffa sul pallone, potrebbe calciare con il destro. Barriera molto folta, la scelta da Mainas.
Indicazioni di Staffa a uno dei suoi compagni. La sgarra avanzata. Arriva il fischio arbitrale. La battuta del calcio di punizione, l'intervento di Cozza con i pugni chiusi ad allontanare il pallone. La battuta era stata di Magari. De Sia alza il pallone ad allontanare ancora la minaccia. Aspetta. Passala adesso. Adesso lo passo. Dietro! È dietro! Anche qua Piroddi, intervento di testa da parte di Loci, gioco pericoloso e calcio di punizione per il quarto 2000. Attendiamo l'indicazione del recupero, dovrebbero essere 3 i minuti concessi dal direttore di gara. Perché prima gli sto facendo il posto. 3 minuti e così confermiamo il tempo di recupero, dunque si giocherà fino al 48esimo in questa partita. Il Barisardo cerca il gol del pari, il quarto 2000 vuole stringere i denti e condurre in porto questa vittoria che sarebbe davvero preziosissima. Si prepara un nuovo cambio per Mister Puddu, pronto a entrare in campo con il numero 15 Mammarella. Classe 97, Cozza ha recuperato il pallone per la battuta dal fondo. Battuta sbilenca, non ci voleva questa per il Barisardo. Piroddi è riuscito comunque con un mezzo miracolo ad allungare la traiettoria del pallone, poi protetto da Loci. Pichiri a innescare Meloni, posizione irregolare. E sta arrivando il cambio per il quarto 2000. Sarà probabilmente Meloni a uscire, non chiara l'indicazione sulla lavagnetta. E così esce Meloni ed entra in campo con il numero 15 per il quarto 2000 Giovannino Mammarella, classe 1997, in campo per questo finale di partita. Il recupero è iniziato ormai in maniera abbondante, durissimo scontro tra De Si e Piroddi, davvero furente nei confronti dell'avversario. Entrambi si sono fatti male ed entrambi sono fuori dal campo, dunque 10 contro 10 in questo momento. Quarto 2000 Barisardo, attenzione al contropiede di Isola. Isola prova a calciare con il sinistro, pallone raso terra intercettato facilmente da Cozza. Barisardo a questo punto forse con l'ultima offensiva di questa partita. Staffa può avanzare il pallone in avanti, non buca l'intervento però con il numero 2 Melis per il quarto 2000. Mammarella protegge il pallone, cerca ovviamente di guadagnare quanto più tempo possibile. Pistis è l'ultimo a toccare, rimessa con le mani per il quarto 2000. Stanno sfumando anche le ultime speranze del Barisardo, mentre osserviamo ancora a bordo campo Piroddi molto arrabbiato ancora per il contrasto non punito a suo giudizio con De Si in precedenza. Chiama l'attenzione dell'arbitro. Dolorante alla caviglia destra. Gioco che può riprendere, rimessa con le mani per il quarto 2000 che a questo punto
stringere i denti per pochissimo perché anche il tempo di recupero è esaurito, ovviamente ci sarà un supplemento e finisce qui. Allora il quarto 2000 ottiene una preziosissima vittoria in chiave salvezza, ha battuto il Barisardo per 1-0. Il gol lo ha realizzato Christian Dessì al 18° del secondo tempo. Nulla da fare dunque per la squadra ogliastrina, che ci ha provato comunque nel finale, poi non è riuscita a sovvertire anche il contraccolpo psicologico del gol del vantaggio realizzato dal quarto 2000 che in più circostanze invece è andato vicino al gol del raddoppio. Termina così dunque dal campo Sacora di Quartu Sant'Elena. I giocatori del quarto 2000 si salutano e festeggiano soddisfatti questa vittoria. Noi vi ringraziamo per l'attenzione con la quale ci avete seguiti. Un ulteriore saluto agli amici del bar Barcollo di Barisardo. Io ringrazio Andrea Fatis per le immagini e per la collaborazione tecnica. Daniele, sconfitta pesante oggi, cosa è mancato secondo te per riuscire a portare a casa almeno un pareggio che sarebbe stato comunque prezioso in chiave salvezza? Sicuramente è mancato un po' di cattiveria, è mancato un po' di esperienza, è mancato il gol, quindi ci portiamo a casa questa sconfitta, che è una sconfitta pesante perché era uno scontro diretto, era un momento un po' particolare per noi, sarebbe troppo facile adesso parlare degli assenti, insomma siamo venuti qua in 15 giocatori, ci manca qualche uomo, è una squadra che lotta per salvarsi, non può fare a meno di nessuno e quindi in questo momento le varie assenze sicuramente hanno pesato, però in ogni caso chi è sceso in campo doveva dare qualcosina di più perché sono partite talmente importanti che dove non si arriva col bel gioco, dove non si arriva con la prestazione, bisogna arrivarci di nervi, di cattiveria giusta, non cattiveria gratuita, cattiveria calcistica. Però questo non l'abbiamo fatto vedere in campo oggi e quindi penso sia una sconfitta meritata, non abbiamo molto da recriminare, quindi portiamo a casa questa sconfitta, sicuramente ne faremo tesoro. Il campionato è lungo e c'è ancora tanto da giocare per la nostra fortuna. In questo momento la classifica dice che siamo una squadra che rischia di non salvarsi e si è visto anche oggi in campo, quindi abbiamo tanto da lavorare, c'è tanto da fare, ma siamo comunque ottimisti. Ci si aspettava una reazione rabbiosa dopo il gol del quarto 2000, in realtà i padroni di casa sono andati molto spesso vicini al raddoppio, voi invece non siete riusciti a pungere, è mancato qualcosa non solo dal punto di vista del gioco, anche dal punto di vista dei nervi, proprio la reazione insomma, emotiva che ci si attende in questi casi. Sì, esatto, infatti io stavo dicendo proprio quello, che nel momento in cui si va sotto bisogna dare qualcosa di più, dove non si arriva con la prestazione bisogna arrivarci con la testa, con la lucidità, quindi con una cattiveria positiva, non prendendosela con l'arbitro o col compagno, insomma bisogna stare un attimino più con i nervi saldi e provare il tutto e per tutto e non ci siamo riusciti. Anche prima del loro gol non abbiamo fatto una grossissima prestazione, però eravamo vivi, poi dopo il loro gol ci siamo un po' disuniti e insomma è normale che essendo una squadra giovane certe cose in certi momenti particolari della gara si dovevano gestire in maniera diversa, però questo è il nostro limite, lo sappiamo e siamo noi, ci proveremo fino alla fine, io sono sicuro che centreremo l'obiettivo, però è tosta, è dura. Anche perché il quarto 2000 ha dimostrato che là sotto nella lotta a salvezza ci sono solamente squadre vive, squadre anche in crescita come lo stesso quarto 2000 che ha battuto il Carloforte, oggi ha battuto voi e sarà una lotta fino alla fine. No, il campionato è più che vivo, l'ha dimostrato il campo oggi, noi domenica scorsa abbiamo preso 2 domeniche fa col vecchio Borgo Sant'Elia che era sotto di noi, quindi abbiamo perso 2 scontri salvezza importanti. È un campionato che secondo me si deciderà nelle ultime 2 o 3 giornate, bisogna arrivarci bene, farsi trovare pronti già da domenica prossima perché il campionato non aspetta nessuno, ma non ci sono squadre materasso, l'ultima può fare i primi punti con la prima perché si è visto oggi il quarto 2000 è una squadra viva, siamo tutte squadre vive, quindi non c'è da crogiolarsi, da rimanere tranquilli, ma bisogna ogni partita quando giocheremo con la San Marco dovremo provare a portare via i punti alla San Marco. Non ci sono avversari di Serie A e di Serie B, ma saranno tutte battaglie. Quando ti potremo rivedere in campo? È una domanda che mi sto facendo anch'io, purtroppo
Sono rientrato a dicembre, non stavo benissimo e quindi ho pagato la scarsa forma fisica, mi sono fatto male subito una lesione di secondo grado al collaterale, quindi sono da dicembre che sto combattendo con questo problema e si pensava che questa settimana potevo essere a disposizione, ma il test non ha dato gli esiti sperati, però è importante quando poi si rientra in campo esserlo, insomma, esserci al 100%, perché non possiamo permetterci giocatori al 30-40% e stiamo pagando anche questa situazione qui, che molti di noi non sono al 100%, sicuramente ci faremo trovare pronti nel momento decisivo, non che non lo sia ora, però quando poi insomma ogni singolo punto diventerà veramente al sangue, lì dovremo farci trovare pronti tutti, pronti col coltello fra i denti a battagliare. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.